Siamo qui con Alberto Zecchi, MVP di giornata. Due parate al 90°. Alberto, riviviamole assieme dalle tue parole. Niente, c'è stato un batti-ribatti diciamo, due palloni. Sul primo fortunatamente la palla è riuscita ad arrivarmi nello specchio e la seconda ho dato il tutto per tutto, ho provato e alla fine ne sono uscito, diciamo, vincitore, ecco. La fortuna a volte dà, a volte toglie. Domenica scorsa effettivamente non meritavamo di perdere, almeno pareggiare se non di vincere. Oggi qualcosina la Dea Bentata ci ha aiutato, ma ciò non toglie che la prestazione dei ragazzi e della squadra è stata una prestazione di gruppo e coriacea. Assolutamente, e questo dimostra che la squadra ha molto carattere. Tutto quello che diamo e facciamo in allenamento si vede, si sta vedendo e diciamo è giusto ripartire da martedì e continuare su questa strada. L'ultima domanda, una dedica particolare per le tue due super parate che hanno permesso al Montecchio di portare a casa l'intera posta in palio. Logicamente è la mia famiglia, la mia fidanzata, però una persona che purtroppo non c'è più, che è mia zia, e quindi questo insomma va a lei, ecco. Grazie, grazie Alberto. Grazie a voi. Fabio, ieri era la festa del centenario che è stato presentato il libro e oggi te e i ragazzi avete fatto un bel regalo al patron Romano Leardi con una vittoria importante e di cuore. Siamo molto felici perché insomma, l'anniversario insomma, è storia, 100 anni e comunque questa noi dobbiamo essere bravi come oggi perché siamo stati esemplari in tutto, sotto l'aspetto mentale, di determinazione, di emotivo. Si sono trascinati i ragazzi l'uno con l'altro e sono molto orgoglioso di questo e sono contento ovviamente per loro in primis e poi anche ovviamente per la squadra, per la società, ce lo meritiamo tutti e dopo insomma ci sono state e anche oggi c'è stato bisogno di tutti perché abbiamo visto all'ultimo secondo abbiamo avuto una defezione e devo fare i complimenti a questi giovani che si sono fatti trovare pronti e abbiamo fatto esordire un ragazzo quindi in una partita molto difficile, soprattutto il secondo tempo che erano molte palle lunghe quindi loro avevano peso davanti e abbiamo retto l'urto e siamo stati veramente bravi.